I negozi da domattina, bar e parrucchieri da lunedì, via libera in una parte di nord-est. In Veneto? No. In Friuli Venezia Giulia? Nemmeno. Qui siamo in Alto Adige, provincia autonoma di Bolzano, dove nel cuore della notte, con 28 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti, passa il disegno di legge che, proprio in virtù dell'autonomia del suo statuto, brucia tutti sulle velleità di riaperture anticipate. Fosse una corsa ciclistica, avremmo assistito al velocista che si stacca dal gruppo per la volata. Ma guai a definirla fuga o strappo con Roma, se parlate con Arno Compaccer, presidente della provincia autonoma di Bolzano e governatore del Trentino Alto Adige. Non ho mai esitato a elogiare anche l'azione di governo, poi però già da qualche settimana ho fatto presente che per la fase 2 poi si deve tornare anche a una ordinaria gestione, diciamo, della situazione anche a livello regionale, perché abbiamo la nostra autonomia, abbiamo le nostre prerogative e avevo auspicato già da tempo un DPCM che prevedesse appunto proprio questo, una differenziazione a livello regionale e margini di manovra anche per le singole regioni in base a linee guida emanate a livello nazionale, magari condivise anche con tutte le regioni. Questo purtroppo non è avvenuto finora, adesso sembrerebbe che per il 18 sarà proprio così e noi nel frattempo ci siamo, diciamo, messi abbiamo lavorato su questa legge e l'abbiamo approvata adesso. Nessuna decisione avventata, ribadisce, ma all'interno delle linee guida sanitarie del governo, anche perché qui la situazione è da tempo sotto controllo grazie a restrizioni più forti di quelle del governo. Noi abbiamo già da oltre un mese l'obbligo di portare la mascherina sempre, ovvero abbiamo anche la distanza che è di 2 metri che va osservata, cioè sotto i 2 metri bisogna comunque sempre avere la mascherina, in locali chiusi sempre la mascherina e tante altre prescrizioni e perciò noi partiamo sì ma in sicurezza. E la legge stessa, continua, consente di rimettere mano alle ordinanze se la situazione tornasse ad aggravarsi. Ma è il momento, dice Compaccer, di ridare forza e ossigeno a un'economia alle prese con una crisi più grave di quella del 2008. Vogliamo soprattutto responsabilizzare i cittadini. La nostra idea è che la mano pubblica non può garantire fino all'eternità di escludere qualsiasi rischio di contagio, cioè un lockdown eterno neanche quello lo consentirebbe e perciò responsabilizziamo tutti i cittadini. Inevitabile la reazione di Roma. È evidente che il governo approva l'idea del riavvio graduale delle attività economiche, dice il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, ma ritiene che l'autonomia debba esercitarsi sempre nell'ambito del rispetto dei valori universali garantiti dalla Costituzione, primo fra tutti quello alla salute. Per questo il governo non può far altro che impugnare il provvedimento, limitatamente alle parti in contrasto con le regole sulla sicurezza sul lavoro. Parole che non turbano Compaccer. Noi potremo anche poi presentare le nostre controdeduzioni e io credo che saremo in grado anche a spiegare molto bene la nostra posizione e credo anche che sia in linea la nostra posizione con quello che comunque sono gli indirizzi a livello nazionale, perché sappiamo che tutte le regioni italiane adesso hanno anche presentato un'istanza al governo di poter iniziare a ripartire.